sociale della Diocesi di Vittorio Veneto sul tema Una comunità che educa e si prende cura. Siamo qui a Oderzo, nella sala del campanile del Duomo, grazie alla comunità parrocchiale di Oderzo che ci ospita, grazie a tutto il gruppo promotore fatto di tante associazioni, di tante realtà pastorali, gruppi, aggregazioni della nostra diocesi che da anni sono coordinate in questo comitato che è presieduto da Don Andrea Forest, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro, proprio attorno al tema delle settimane sociali. La prima serata, sappiamo, è stata a Conegliano, la bellezza della fraternità, ricostruire la comunità alla luce di fratelli tutti. La seconda serata, il 19 febbraio, le sfide della scuola, dalle nozioni alle relazioni a Pieve di Soligo, preceduta dalla celebrazione in onore del Beato Toniolo, che ricordo sempre fondatore delle settimane sociali nel 1907 a Pistoia. Questa sera i volti della fragilità verso una società inclusiva. Capite che i tre temi sono assolutamente collegati e vanno nell'ottica di dire insieme. Troneggia, no? Quell'immagine di solidarietà, di comunione, di collaborazione di una comunità che educa e si prende cura. Ecco, da questo punto di vista la particolarità anche di questa serata lo dirà Paolo Pagotto. Io sono Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Toniolo, porto i saluti ovviamente dell'Istituto Toniolo, Beato Toniolo, ma anche ovviamente di tutte le realtà, come vi dicevo, che adesso andrò a elencare. Saluto, ringrazio sin da ora i nostri ospiti questa sera, padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali, arrivano entrambi da Milano, e la dottoressa Paola Gardenal, giudice di tribunale Ortolan, giudice del Tribunale di Minori di Milano. Sono qui stasera, arrivano entrambi da Milano e su questo tema e sulla loro specifica configurazione rispetto al ruolo, rispetto a quello che hanno vissuto, stanno applicando, stanno vivendo nella loro dimensione professionale. Ricordo anche che, lo diremo meglio, ma padre Giuseppe Riggio è anche assistente nazionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, quindi c'è anche questo elemento in più di professionalità e di attenzione. Quindi è un grande grazie. Prima di passare la parola anche al senso del percorso di questa sera, cioè preparato e accompagnato da un ragionamento in rete, di territorio, tra le associazioni che più di altre guardano al tema della fragilità, sono interessate a queste, si preoccupano, sono attente, vivono la dimensione relazionale in senso proprio. Io ricordo e ringrazio ovviamente tutti i presenti, perché questa sera siete qui, non siete altrove, e avete fatto la scelta di essere in questa settimana sociale, insomma, della Diocesi di Vittorio Veneto, ma vi ricordo che, portando anche il saluto, non può essere qua con noi, dell'amministratore diocesano, Monsignor Zagonel, che però ha avuto modo di salutare i due relatori questa sera. Io ricordo che questa edizione, anche questa edizione, la 22esima della settimana sociale, è patrocinata, è promossa, è organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto, dalla Pastorale Sociale del Lavoro, dalla Scuola di Formazione Sociale Maurizio Cecchetto, dal Settimanale Diocesano L'Azione, dalla Caritas Diocesana, dall'Azione Cattolica Diocesana, dalle ACLI, dal Movimento dei Focolari, dall'UCID, dal Centro Culturale Humanitas, dal Centro Culturale Giorgio Lapira, Istituto Beato Toniolo. Ricordo la collaborazione dal punto di vista dei media partner con la Tenda TV. Saluto, ringrazio Federico Campodall'Orto, salutiamo tutti gli spettatori che stasera vedono in diretta questa nostra streaming, questa nostra serata, Radio Palazzo Carli e la rivista qualbonvento.com. Dicevo del percorso, subito la parola a Paola Pagotto che coordina col sottoscritto questa serata. Grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Solo due parole per introdurre questa brevissima prima parte che ha un carattere, della serata, che ha un carattere eminentemente locale. Nei mesi scorsi, a partire dall'autunno, dal mese di novembre, all'inizio del mese di novembre, si è riunito un gruppo, e adesso vi dirò anche chi ne faceva parte, un gruppo di realtà locali attive, mi viene da dire attivissime, nel mondo della fragilità. Queste realtà sono due cooperative, Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, Insieme si può di Treviso, che però gestisce dei servizi anche qui in questo territorio, la Fondazione Moro di Oderzo,
la Fondazione Tomitano Bocassin di Motta di Livenza e la piccola comunità di Conegliano e le ACLI con lo sportello immigrati qui in zona. Sono tutte realtà che si confrontano quotidianamente e lavorano e operano ormai da tempo, sono realtà consolidate, note, arcinote nel territorio, hanno tutte un'ottima reputazione e si occupano di minori, di anziani, di disabilità, di fragilità legate al mondo della tossicodipendenza e fragilità giovanili e multiproblematiche. Quindi un ventaglio, lo capite, molto molto ampio. Si sono incontrate per conoscersi, per riconoscersi, per confrontarsi, per condividere una lettura della situazione e anche delle problematiche e anche però di qualche prospettiva. E hanno steso, adesso cederò subito alle loro voci la parola, perché hanno steso un breve documento che riassume questo sentire, questa lettura e questa volontà di continuare a impegnarsi e a coinvolgere sempre di più il territorio, perché senza un dialogo costante, continuo, intenso, proficuo, onesto e reciproco con tutte le realtà che nel territorio operano, siano esse di volontariato, di impegno professionale e lavorativo, di responsabilità istituzionale, politica e amministrativa, senza che ci sia questa, parola abusata, rete, ma che va consolidata, costituita e mantenuta, non vediamo possibilità alternativa. Io cedo subito la parola a loro, Eugenio Anzanello, poi ci sarà Renzo Cester e Federica Tonon. Il microfono, questo. Buonasera a tutti. Sì, non è facile condensare in pochissime parole riflessioni molto, molto importanti, molto profonde, anche molto complicate, ma cercheremo di leggerle perché altrimenti se andiamo a braccio finiamo dopo di loro e portiamo via lo spazio più importante loro. No? Allora, uno dei punti era lavorare in rete e creare alleanze. Senza di questo non si va da nessuna parte. Ci siamo confrontati tra alcune realtà sociali attive nel territorio dell'Opitesino Motense. Ha rappresentato sicuramente un momento molto prezioso di reciproca conoscenza in cui poter cogliere vissuti esperienze molto importanti e anche molto diverse per le realtà in cui ci siamo incontrati. Riteniamo fondamentale continuare a lavorare in rete. L'ha detto prima la Paola, è importante, è fondamentale, ma non solo lavorare in rete, costruire costantemente nuovi nodi della rete, sia tra enti del terzo settore e del privato sociale, sia con il mondo delle istituzioni, tre aree che non possono stare da sole, sia con la cittadinanza, che è l'area più importante, i cittadini devono essere presenti. Soltanto da un lavoro d'insieme, infatti, possono nascere alleanze virtuose e positive che possono rafforzare l'appartenenza e l'integrazione per far crescere le nostre comunità. Passiamo a un secondo punto, molto delicato, formare i cittadini. Riconosciamo come compito fondamentale che interpella il terzo settore, ma anche le istituzioni ed ogni gruppo sociale, la formazione dei cittadini a un senso di responsabilità condivisa, che abbia a cuore il bene comune, oltre ogni tentazione orientata alla globalizzazione dell'indifferenza. Dell'indifferenza, è una parola molto importante. O alla cultura dello scarto, perché prima o dopo siamo tutti scartati, dobbiamo stare molto attenti. Questo lo dice Papa Francesco. Superando le contrapposizioni fra diritti e doveri, desideriamo affermare il primato della logica del dono,
che riconosce con gratitudine il bene ricevuto quale causa e motivazione di un reciproco impegno a spendere se stessi per la cura dell'altro e per la crescita della comunità umana. Puntando a far crescere una famiglia di fratelli più che una società di soci, riconosciamo nella capacità di farci prossimi e prenderci cura dell'altro uno dei vertici più importanti che qualificano il nostro essere umani. Promuoviamo per questa una cittadinanza del fare. Vuol dire tirarsi su le mani, se può dirlo in dialetto? Sì? Bon. In cui sia testimoniato con l'azione concreta l'impegno di tutti per onorare la responsabilità sociale a cui ogni cittadino è chiamato. Crediamo inoltre che in questo percorso sia importante avere presente l'importanza del passaggio del testimone, della condivisione delle esperienze fatte, sia quelle positive e anche quelle negative, con particolare attenzione ai giovani e con una visione proiettata nel tempo e non appiattiti sull'attuale, che non ci piace. Grazie. Prego. Buonasera. Un altro punto riguarda il dialogare con le istituzioni ed è emerso il desiderio di perseguire un assiduo dialogo con le istituzioni, non solo per la gestione delle situazioni di emergenza, ma per una vera coprogrammazione e coprogettazione, che siano capaci di uno sguardo lungimirante e creativo, legando insieme le nostre competenze professionali, la nostra visione maturata da anni di esperienza e la passione di chi ha chiamato a compiti di pubblica dirigenza e a decisioni politiche di ampio respiro. Sogniamo una realtà in cui non siano soltanto le risorse economiche a dettare le agende istituzionali, ma in cui una democrazia partecipativa dal basso renda protagonista ogni cittadino delle scelte che riguardano la comunità. Altro punto caldo è stato il bisogno di rilanciare il volontariato. In una realtà segnata da una situazione di permacrisi e da un cambiamento d'epoca, vogliamo affermare con forza l'opportunità del tempo che stiamo vivendo come un tempo di speranza e di opportunità, appunto, pur tra le fatiche. Sperimentiamo certamente una crisi del volontariato con la difficoltà di coinvolgere nuove persone e di garantire un necessario turnover. Siamo tuttavia consapevoli che è necessario ripensare le forme e i modi di partecipazione alla vita delle associazioni, non rinunciando a sensibilizzare la società di cui siamo parte, bensì proponendo i valori della solidarietà, dell'impegno per il bene comune, della partecipazione attiva alla vita comunitaria in risposta alle spinte individualistiche e frammentarie del nostro tempo. Buonasera a tutti. Incontrare i giovani. Non vogliamo rinunciare al coinvolgimento e al protagonismo dei giovani all'interno delle nostre realtà e in generale nella vita delle nostre comunità. Direi che per un rafforzativo più che rinunciare lo riteniamo indispensabile. Siamo consapevoli delle necessità di rivedere modelli e strutture del nostro servizio per incontrare gli stili di vita, le passioni e le modalità operative che il mondo oggi richiede. Preoccupati come siamo di non essere seduttivi nei confronti dei giovani, cioè di attirarli verso noi stessi e il nostro modo di pensare, ma piuttosto di aprirci con fiducia all'apporto che essi ritengono di dare per il futuro delle nostre realtà del terzo settore. Riconosciamo pertanto nel dialogo intergenerazionale in cui ciascuno sia disposto a mettersi in discussione un elemento imprescindibile
per il rinnovamento delle nostre comunità, evitando la paralisi dell'immobilismo, frutto tanto di chiusure preconcette verso l'innovazione, quanto di disinteresse per tutto ciò che è collettivo e che richiede il dono gratuito di sé. Ultimo punto. Stare nella complessità e coglierne le sfide. Aggiungerei anche le opportunità. Ribadiamo l'importanza, che già ci vede protagonisti creativi, di abitare la complessità del nostro tempo e di affrontare le sfide che esso porta in sé, a partire dalle 1000 forme in cui il nostro Paese manifesta le proprie fragilità: emergenza abitativa, calo demografico, inclusione e valorizzazione delle persone disabili o anziane, o alle prese con varie forme di dipendenza, integrazione delle persone immigrate, riconoscimento del valore e dell'impegno degli enti del terzo settore e del volontariato. Sono i principali temi su cui vorremmo continuare a lavorare all'interno di una più ampia alleanza con le varie componenti della nostra società, coinvolgendo sia il livello istituzionale, sia il mondo produttivo, sia i singoli cittadini. Siamo consapevoli che tutto questo richiede uno sforzo comune e anche un cambiamento culturale. Vorrei ribadirlo, un cambiamento culturale, per il quale desideriamo adoperarci con impegno e passione. Ho chiuso, direi che c'è una cooperativa che si chiama Insieme si può. Ecco, io vorrei riprendere perché penso che non sia nata tantissimi anni fa. Insieme ci proviamo perché riteniamo che sia ancora possibile cambiare. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Anzanello, Tonon, Cester, le voci del volontariato, delle associazioni. Credo che i 3 passaggi sull'abitare la complessità, le sfide che si pongono e il tema della rete siano, credo, essenziali, siano il senso del percorso che hanno fatto loro insieme in questi mesi. Noi li ringraziamo perché è stato un riconoscersi, un conoscersi e riconoscersi, un ritrovarsi e dare spunti autentici di riflessione, ma anche che noi utilizziamo ben volentieri questa sera. Ma mi pare che la slide finale sia il cammino continua. Continua il loro cammino e continua il nostro questa sera, assumendo quello sguardo che loro hanno in qualche modo rivolto all'umanità del territorio e in particolare alle fragilità del territorio, quelle esistenti, ma anche ponendo lo sguardo su tutto quello che sta cambiando e la necessità che noi abbiamo di cambiare come mentalità, come approccio, come visione. Ecco, in questo senso questa sera uno sguardo più generale, uno sguardo sì generale, ma anche, come dire, di concretezza sui temi della fragilità sono al centro della nostra serata. Quindi grazie ancora ai nostri relatori. La parola a Paola Pagotto per il primo relatore, Padre Giuseppe. Prego, curriculum. Vi presento molto volentieri Padre Giuseppe Riggio, che è nato a Messina, si è laureato nella sua città in giurisprudenza e si è specializzato in diritto ed economia dell'Unione Europea. È entrato nella Congregazione di Gesù nel 2003, ha compiuto studi filosofici a Padova e teologici tra Parigi e Milano. Per 2 anni ha lavorato presso il Segretariato per la Giustizia Sociale e l'Ecologia della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù a Roma. Fa parte della redazione di Aggiornamenti Sociali dal 2013 e dal 2022 è direttore della rivista. Ha avuto anche importanti esperienze all'estero, in particolare mi pare in America Latina, vero padre?
È autore di numerosi articoli, oltre che del libro Il nome giusto delle cose, pubblicato nel 2018, che è un volume sul discernimento ignaziano rivolto ai giovani e a quanti li accompagnano. Ed è curatore del libro Che cosa ci tiene uniti? Punto di domanda, per una grammatica della partecipazione. Io trovo bellissimo questo titolo e soprattutto questo punto di domanda, perché apre veramente a tante riflessioni. Nel novembre 2021 è stato nominato consulente ecclesiastico nazionale dell'UCSI, che è l'Associazione dei giornalisti cattolici. Ecco, io cedo subito la parola a Padre Riggio, con una sottolineatura, in parte è stata già anticipata, riguarda quel titolo di questa settimana sociale, Insieme. Quando lo diciamo quasi come se ci fosse un punto esclamativo poi dopo quell'insieme, perché ne siamo convinti e il gruppo promotore si è ritrovato subito, senza dubbi, senza discussioni, proprio su questo termine, che nella meraviglia della nostra meravigliosa lingua italiana è una parola molto particolare, questo insieme, perché è quella che viene definita una parola primitiva, perché è da sola un campo semantico, non ha un verbo alle spalle, non ha derivati, ed è una parola però piccolina, frequente, che ha tanti significati che ne fanno una unità, perché insieme, se ci pensate bene, vuol dire compagnia, vuol dire unione, stare insieme, vuol dire unità e compattezza di vari individui o di elementi diversi, tenere insieme, e vuol dire contemporaneità e simultaneità. Piangere, lacrimar, vedrai insieme, no? Diceva Dante. E anche reciprocità. E io trovo che questa sera, in cui parliamo di comunità e chiediamo a Padre Riggio di accompagnarci per un tratto su questa riflessione, questi elementi siano come dei piccoli sassolini che possono contribuire a segnare un percorso. A lei la parola, Padre. Grazie mille, grazie per questa introduzione. Non avevo mai visto insieme questa parolina con tutte queste sfumature, ma è ricchissima. Grazie per l'invito, per questo momento di confronto su un tema che a me sta particolarmente a cuore, questo della dimensione di una società inclusiva, che significa discutere di questo insieme, discutere di chi ne fa parte e di chi ne ha parte nel senso di parte attiva di questo insieme e di chi in questo insieme può dare il proprio contributo. Gli spunti sono stati tanti già che ci sono venuti dall'esperienza delle associazioni, delle cooperative che hanno raccontato quel modo di essere presenti in un territorio che sia un modo capace di generare cambiamento, di generare un cambiamento culturale. Abbiamo capito da quello che ci hanno detto loro che è importante ciò che si fa, ma è importante il modo in cui si fa anche, pensando che l'azione non finisce in quello che è il servizio che viene reso, ma nel fattore di cambiamento che si innesta. Se pensiamo che le nostre azioni si riducono soltanto in gesti, abbiamo tolto tutta la valenza culturale a quella che è la potenza del servizio, inteso in senso cristiano, che viene fatto. Un gesto nasce da una riflessione, nasce da una compassione, dalla lettura di un bisogno ed è in sé, come ci insegna il Vangelo, come ci insegnano i gesti di Gesù, sempre un gesto che apre a rendere chi lo riceve capace di essere a sua volta fautore di altrettanti gesti di vita. I gesti di vita del Signore sono perché altri siano abilitati a fare lo stesso, non per tenere le persone in una situazione di dipendenza.
Non era quello che avevo immaginato di iniziare a dire, ma è quello che ascoltandovi mi è venuto così in mente, questa forza dei gesti che compiamo. Si è detto prima questa cultura che è legata a un fare, dove però il fare è in vista di un bene, non di un bene astratto, non di un bene legato a quello che può essere una lettura avulsa dalla realtà, dai bisogni delle persone, ma un bene che è costoso per questo, perché è un bene che è attento alla persona che ho davanti, sapendo che ogni persona ha le sue caratteristiche, i suoi bisogni e i suoi desideri. Questo penso che sia importante nel momento in cui, come in questa serata, vogliamo parlare delle fragilità. Vogliamo parlare delle tante figure di fragilità che esistono. Penso che nel titolo sia stato proprio azzeccato usare il plurale dicendo i volti della fragilità, perché è molto ampio l'insieme che viene raccolto sotto questa parola fragilità, è davvero molto ampio. Avevo visto che l'Istat prepara un indice, non parla dell'indice di fragilità, parla dell'indice di vulnerabilità. Ora sappiamo che vulnerabilità e fragilità vengono alle volte usati anche in modo l'uno per l'altro. E guardando gli indicatori che vengono usati per costruire questo indice di vulnerabilità, capiamo subito, ci rendiamo subito conto di come la dimensione a cui stiamo guardando è molto molto ampia, perché ci sono tra gli indicatori che vengono presi in considerazione le famiglie con un unico genitore o le famiglie troppo numerose. Vengono presi in considerazione quella che è il livello di istruzione, o se è un giovane che non lavora e non si sta formando. Viene preso in considerazione quante persone vivono in una casa. Quando si hanno meno di 10 metri quadri a disposizione, quello è un indice di estrema situazione di fragilità. Viene preso in considerazione il disagio assistenziale, che detta così sembra una cosa abbastanza vaga, ma significa essere una coppia con più di 65 anni e con scarsi mezzi economici, avere problemi di poter avere quel tipo di accesso a cure e servizi che hai bisogno quando arrivi in una fase più avanzata della tua vita, o il disagio economico, cioè di essere una famiglia dove non c'è nessun percettore di reddito, né lavoratore né di pensione. Allora l'indice costruito di vulnerabilità dall'Istat ci fa capire quante tipologie vengono prese in considerazione, quanti sono i volti della fragilità. In tutto quello che vi ho detto, molte volte torna l'elemento economico, la questione legata alla percezione di un reddito o meno, ma anche l'elemento culturale, il discorso del livello di istruzione, dell'essere impegnati in un percorso formativo e poi l'essere in rete o meno, essere una coppia anziana, essere un genitore da solo, essere in una famiglia troppo numerosa che non può provvedere allora alle necessità. Vedete che quindi l'indice di vulnerabilità che viene preparato dall'Istat ci dice che la questione della fragilità non è soltanto una questione economica. Le fragilità non sono soltanto legate alla disponibilità di un reddito sufficiente o meno. Sono tanti gli elementi che entrano in gioco quando parliamo delle persone fragili. Questo credo che bisogna tenerlo molto a mente per poter, quello che cerco di fare ora, proporvi un modo di leggere la fragilità che non è tanto più legato a una condizione in cui si trova, ma a una difficoltà. Chi è fragile ha la difficoltà, alle volte l'impossibilità, di poter essere capace di gestire il proprio presente e di poter pensare al proprio futuro. E lì si tocca qualcosa che non è immediatamente misurabile, però che ci fa capire quella che è una situazione in cui veramente si sperimenta una perdita
cruciale di autonomia e di dignità. Non poter con le proprie scelte essere in grado di farsi carico del proprio oggi e non avere alle volte neanche quelle conoscenze che ti possono permettere di proiettarti al domani, questo rende la situazione estremamente fragile per una persona, estremamente fragile per una comunità. Allora, se la fragilità in fondo è qualcosa che priva di dignità, se letta in questi termini, la provocazione che ci viene lanciata è: noi che cosa facciamo allora di fronte a queste situazioni di fragilità? Quale risposta diamo di fronte a queste situazioni di fragilità? C'è un'indicazione che Papa Francesco dà nella Fratelli Tutti, l'enciclica che ha pubblicato nel 2020, e che viene direttamente da una pagina del Vangelo e della parabola del Samaritano. È una parabola conosciutissima di questo Samaritano che non è il primo a passare per una strada dove un uomo si trova steso per terra perché è stato aggredito, picchiato e lasciato mezzo morto. Altri sono passati prima di lui, altri che fanno parte della stessa comunità, perché sono anche loro israeliti, altri che hanno dei ruoli istituzionali ben chiari, sacerdote, levita, che vanno oltre. E lo straniero invece si ferma. Lo straniero, vedendo questa persona ferita, ha compassione. E il Vangelo è durissimo, perché il Vangelo dice che chi passò prima cambiò strada. Noi nella versione italiana abbiamo la traduzione passò oltre. Nel greco è cambiò strada, passò dall'altro lato del marciapiede. Quasi a rischio di non voler neanche avvicinarsi alla persona con la difficoltà. Invece il samaritano si fa prossimo. Chiediamoci noi quale atteggiamento abbiamo di fronte agli uomini e alle donne che sono in questa strada perché si trovano lì, lasciati mezzi morti. Pensando alla nostra società, alle volte mi viene da dire che tanti li considerano un peso perché i servizi per loro sono costosi, perché possono essere anche, come succede, veniamo da Milano. Milano si prepara alle Olimpiadi. Anche Cortina, è vero, giusto, anche Cortina. Voi avete sentito cosa è successo a Parigi in occasione delle Olimpiadi della scorsa estate? Come è stata liberata la città dalle persone povere che erano presenti? Come sono state messe su pullman per portarle in altre città? Perché sporcavano la vetrina della città che doveva ospitare l'evento olimpionico. Un peso, qualcosa che sporca, oppure possiamo guardare le persone fragili pensando che la colpa sia loro, se sono lì, se sono in quella strada, che hanno fatto le scelte sbagliate, che non hanno fatto le scelte, che sono stati troppo pigri, si sono approfittati della situazione. La colpa è loro. Sempre più spesso si sente che chi è povero non può neanche chiedere perché se tu sei povero non hai fatto abbastanza. Altri pensano che sono degli scarti. Si è parlato prima della cultura dello scarto. Degli scarti da liberarsi di questi scarti, perché non sono funzionali
alla nostra vita insieme. E questo degli scarti è durissimo come concetto. Papa Francesco in un altro passaggio della Fratelli Tutti dice che le persone fragili, gli scarti sono i nascituri, perché non servono ancora, gli anziani, perché non servono più, sono i poveri, sono i disabili. Gli scarti sono tutti quelli che non sono funzionali a un sistema che è improntato alla produzione, all'efficienza, ai ritmi sostenuti. Gli scarti sono tutti quelli che sono messi da parte perché non tengono il passo. Ora, se ci fermassimo a pensare quanti tra questi che potrebbero essere considerati scartati hanno con la loro creatività, col loro ingegno, con la loro generosità, reso più bello, più giusto questo mondo, forse dovremmo pensare che questi scartati, in fondo, sono ciò che rendono più abitabile la nostra comunità. Gli scartati sono quelli che rendono lo stare insieme più umano. Altro che dire, pensate un mondo che sia soltanto tarato sulla produttività e l'efficienza, è un mondo che dilania dentro. Pensare che le persone che non ce la fanno siano colpevoli è in fondo un modo anche per liberarci dal dovere di far qualcosa, perché se la colpa è loro, io posso sentirmi anche esonerato dal dover prendere un impegno, posso anche anestetizzare la compassione. E il Samaritano non ha fatto questo, non ha anestetizzato la sua compassione, si è fatto prossimo a quella persona che ha visto. E allora lì capiamo che guardare in questo modo le persone che vivono situazioni di fragilità significa etichettarle, significa relegarle indubbiamente ad una posizione secondaria. Se va bene, significa renderle destinatarie di un servizio, di un aiuto, di un gesto. Significa renderle passive, profondamente passive. Eppure in questo renderle profondamente passive si commette un'altra ingiustizia. La parabola del Vangelo si interrompe il giorno dopo, quando il Samaritano lascia all'oste ciò che è necessario per provvedere a quest'uomo e va via. E tutti sappiamo che questo ci fa capire che poter offrire il proprio tempo, la propria vicinanza a una persona in una situazione di fragilità richiede non il coinvolgimento di una persona, ma il coinvolgimento di una comunità. E questo l'avrete già sentito, perché ci è stato detto più volte. Oggi pensando a questa parabola mi domandavo, ebbene però che cosa succede l'indomani? A un certo punto quest'uomo sarà guarito. A un certo punto quest'uomo non si troverà più ad essere mezzo morto a causa delle ferite. La parabola non ce lo racconta che cosa succede dopo a quest'uomo. Ma quest'uomo non resta lì mezzo morto per sempre. Invece noi molte volte pensiamo le persone in questa situazione per sempre. Priviamo a queste persone di poter agire e dare un contributo che non sia quello sempre costretto dentro il limite dell'essere stato nella situazione della fragilità. Cioè la fragilità non può essere qualcosa che totalizza la conoscenza di una persona. Non lo può essere perché significa ridurla,
significa impoverirla, significa toglierle la dignità. Perché anche la persona che si trova in una situazione di fragilità resta persona. Ha qualcosa di profondo che merita di essere ascoltato, ha qualcosa di profondo da poter dire e offrire. Ci possono essere momenti più bui, più faticosi, in cui questo qualcosa è come un lumicino piccolo, perché il peso che ha addosso è tanto, ma non sparisce. E quando la persona fragile recupera, c'è questa bella parola della resilienza, allora lì il grande torto è lasciare che noi continuiamo a guardarle e a pensarle in quei termini. Allora si tratta di cambiare davvero paradigma, cambiare sguardo, riconoscere che le persone che si trovano in situazioni di fragilità hanno anche loro qualcosa che possono fare per gli altri, qualcosa che possono dire. Vi racconto un'esperienza legata ad un'attività che facciamo come aggiornamenti sociali. Aggiornamenti sociali, siamo a Milano, facciamo una rivista, ma facciamo anche attività di formazione e di accompagnamento di realtà del terzo settore. Non tanto lontano da qua, in fondo penso, cioè la mia geografia della zona non è proprio chiarissima, però Trento non dovrebbe essere lontanissima da qua. Com'è? Sì, è Triveneto. È Triveneto ancora. Beh, a Trento c'è una fondazione che si chiama Fondazione Sant'Ignazio, legata ai Gesuiti, e all'interno della Fondazione Sant'Ignazio ci sono molte realtà che lavorano con migranti, lavorano con persone che sono nella strada, persone vittime della tratta. Ci avevano chiesto di fare un percorso legato al tema della speranza e noi abbiamo insistito contro quelle che erano le resistenze di chi lavorava all'interno della Fondazione Sant'Ignazio, che nei gruppi di confronto sui temi che avevamo un po' preparato, le domande che avevamo preparato, non ci fossero soltanto gli operatori e i volontari, ma ci fossero anche le persone che vengono considerati, non ci piace questa parola, ma per capirci, gli utenti, giusto per capirci. Abbiamo insistito, perché dicevano no, non hanno gli strumenti, e no, è difficile, e no, non sono regolari. Dico, ma è possibile che tra tutte le persone che incontrate non ci sia qualcuno che possa partecipare a un gruppo? Beh, alla fine, poi insistendo, alla fine ci hanno accontentato. Dice, va bene, proviamo, invitiamo qualcuno. Ebbene, sapete com'è andata? Che quando poi hanno fatto gli incontri e ci siamo rivisti per capire che cosa era venuto fuori dagli incontri, e gli operatori ci dicevano ma veramente noi siamo partiti con la nostra lista di lamentele. Poi arriva Pietro e Pietro ci ha completamente disarcionato perché nella sua situazione era capace di leggere la speranza, di vedere possibile un futuro. Le persone che hanno fatto un'esperienza profonda di fragilità, con tutte le possibili sfumature che questa fragilità ha, quando riescono ad entrare in un cammino di riconoscimento, di riconciliazione con questa fragilità, sono maestri di speranza, perché loro sanno quanto può essere duro. E quando hanno trovato il cammino, sanno quanto è importante e prezioso e come ci possa essere sempre questa convinzione che un domani è possibile, che un domani è lì, è per loro. Questa è una lezione fortissima. Di fronte a quelli che sono i tempi difficili che viviamo,
credo che questa esperienza di Trento, ma tante esperienze che forse fate anche voi nella vostra quotidianità, ci mostri come alle volte la speranza ci raggiunga da chi sembrerebbe essere la persona che meno può sperare per quello che vive. Nel meno viene detto, c'è il più. Quando si scopre ciò che ci è stato tolto, tante cose che ci sono state tolte, ma incontriamo ciò che ci parla invece di una vita, lì si scopre qualche cosa che ci permette di andare avanti in un modo molto più forte. E allora se cambiamo paradigma e diamo la possibilità anche alle persone fragili di offrire la loro esperienza, offrire quello che loro hanno da vissuto, ci accorgiamo che forse una parola diventa centrale in questo stare insieme, in questo tenere le cose insieme, perché è una parola che tocca la vita di tutti, indipendentemente da quanto sto bene o da quanto poco bene sto. Ed è la parola cura. Noi tutti abbiamo bisogno che qualcuno si prenda cura di noi. E noi tutti sappiamo che nel prenderci cura di qualcuno si realizza un aspetto fondamentale della nostra dimensione di uomini e donne. La cura. Mi avvio alla conclusione con questa piccola excursus in un'altra lingua, nello spagnolo, riprendendo una riflessione di un filosofo spagnolo che ha messo la cura al centro di quelle che sono le relazioni di una società, le relazioni di una comunità. Noi siamo cresciuti e siamo molto contenti di vivere in una società democratica in cui ci vengono riconosciuti i diritti e poi aggiungiamolo perché molte volte lo dimentichiamo, i diritti si accompagnano ai doveri. Dovere è un modo di dire il farmi carico degli altri che sono all'interno della comunità. La logica dei diritti è stata importantissima perché ha permesso di poter evitare che il potere fosse esercitato in una maniera che si tramutasse in un abuso, in violenza. La logica dei diritti oggi ci porta però ad una dimensione fortemente legata all'individuo. I diritti sociali sono sempre più pallidi, il mio diritto è quello che ascoltiamo di più. Salta la dimensione della relazione con gli altri e chi è più fragile sembra che non abbia alcun diritto. Allora perché parlare di cura? Perché la cura potrebbe essere quel complemento necessario alla nostra società dei diritti. Perché la cura è relazione. E se tutti abbiamo diritti, abbiamo doveri, tutti abbiamo anche bisogno di questa dimensione della cura. E nel dare e ricevere cura, lì abbiamo un'esperienza di eguaglianza che non è legata all'affermazione teorica di un diritto, che rischia poi nella vita e nella prassi di non trovare un'adeguata corrispondenza, ma nella cura si capisce subito che siamo tutti uguali e si capisce subito quando c'è o non c'è la cura adeguata di cui abbiamo bisogno. La cura può essere quindi quell'elemento che affiancato ai diritti ci permette anche di riscrivere le relazioni che viviamo e di capovolgere quelle che possono essere le immagini di chi sta in alto e di chi sta in basso. Se pensiamo per esempio a quello che è la dimensione delle persone che arrivano dall'estero, le persone che arrivano dall'estero.
Se ragionassimo in termini di cura, tante cose cambierebbero e non di status giuridico, di permessi di soggiorno o altro. Perché la cura è concreta, la cura avvicina. È come l'esperienza di quando si va all'interno di una classe con dei bambini che vengono dall'Italia e da altri paesi, che quando si parla del compagno con i bambini, quel compagno mi può stare antipatico o simpatico perché ci gioco bene o non ci gioco bene. E poco importa se sia nato in Italia da una famiglia arrivata da fuori o da una famiglia che è italiana. È un mio compagno, non è il fattore della pelle che fa la differenza con i bambini. Quando ci conosciamo saltano tanti aspetti che rendono lo stare insieme ingiusto, che rende una comunità non inclusiva. La dimensione della cura potrebbe essere la chiave perché lo stare insieme sia davvero non più escludente, ma possa abbracciare in termini nuovi le persone, possa legittimare in termini nuovi il riconoscersi uniti. Riconoscersi uniti su un gesto che è un gesto di profonda umanità, che viene prima di tante altre dimensioni. E allora il gesto del samaritano è un gesto di cura. È un gesto di cura che va oltre l'appartenenza a un popolo, che va oltre la diffidenza e la paura, che va oltre l'urgenza di svolgere il mio compito, di andare dove devo andare. La cura ci porta ad andare oltre. E in questo andare oltre probabilmente possiamo scoprirci che nelle fragilità degli altri, nelle nostre fragilità, è lì che siamo più autentici e che in questo andare oltre l'essere inclusivi sta proprio non nel chiudere l'insieme, ma nell'aprirlo, nel lasciare che possa farci vedere percorsi che neanche avevamo mai immaginato prima. La cura come un gesto che ci aiuta a toccare l'umanità è proprio per questo, perché l'umanità, quando è toccata nel profondo, toccata dal bene nel profondo, ci apre a una dimensione di incontro e di inclusione. Ecco, questo era quello che avevo intenzione di condividere con voi. Lascio ora continuare con Paola. Grazie. Grazie Padre Riggio, l'invito non solo a non andare oltre, a non cambiare strada, no? Quindi l'antico gesto che arriva dalla bellezza delle parabole evangeliche del buon samaritano diventa paradigma di una nuova visione culturale, di un nuovo approccio rispetto al tema della persona, della cultura, dello sguardo, della concretezza dell'aiuto, dell'idea di una comunità che oltre i diritti individuali ha il gesto, no, largo della carità e punta a quella dimensione di comunità, di insieme che noi abbiamo cercato di sviluppare proprio attraverso queste giornate della 22esima settimana sociale. Grazie, io ricordo che ci sono alcune riviste gratuite di aggiornamenti sociali e c'è anche il libro di Padre Riggio a disposizione, quindi grazie, trovate anche lì ulteriori spunti, ma poi li approfondiremo nel corso del nostro dibattito. Vi invito già sin da ora per domande, chiarimenti, per qualche intervento, perché vogliamo anche, come nostra tradizione, sempre proseguire anche con un dialogo reciproco tra di noi. Grazie. La dottoressa Paola Ortolan è vittoriese di origine, sposata, ha 2 figli, è laureata in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, è magistrato dal 1991, sostituto procuratore presso la Procura Circondariale di Caltanissetta per 2 anni, dal 93 al 95. Poi dal 95 ha svolto le analoghe funzioni presso la Procura Circondariale di Milano fino al 2001. Dal 2007 è giudice civile del Tribunale di Milano e dal 2008 al 2018
presso la 9ª sezione, la sezione famiglia. Dal 2018 ad oggi è giudice presso il Tribunale dei minorenni di Milano, con prevalenti funzioni civili. Ha fatto parte del Consiglio giudiziario di Milano, ha fatto parte della giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha guidato come docente varie attività di formazione con soggetti ed enti sempre con prevalente attenzione ai temi della famiglia e temi di famiglia e collegati. Ha collaborato con varie università, sempre come docente, attraverso varie iniziative, corsi e quant'altro, e ha partecipato come delegata a numerosi tavoli interistituzionali, sempre su temi qualificati legati alla famiglia, il tema degli abusi, le fragilità. Capite che abbiamo così un relatore, una relatrice che nella competenza legata a un'istituzione fondamentale della nostra Repubblica, ma per una sensibilità inevitabile che è maturata nella concretezza della vita, no? Di tutti i giorni, dei casi, che poi sono casi giudiziari, ma che no? Manifestano poi il senso profondo di una umanità che è in conflitto, che è inquieta, che cerca strade, ecco. A lei affidiamo questo suo contributo. Grazie. Allora, mi ha invitato prima a mettermi in piedi perché vista l'ora tarda, vista la mia voce noiosa, così forse riusciamo a stare tutti un po' più attenti. Anch'io avevo in mente alcune cose, poi ascoltandovi le ho un po' cambiate, per cui spero di riuscire a tenere un filo. Parto dalla parola rete. Cosa ci faccio qui, no? Parlando di tribunale, di giustizia, di settori della giustizia. In realtà pochi lo sanno, ma anche i tribunali fanno parte della rete. Sopra le vostre reti ci stanno le autorità e in particolare per quanto riguarda le fragilità ci stanno i tribunali ordinari con le funzioni dei giudici tutelari. Chi di voi si occupa di anziani, di persone con fragilità psichiche sa che per ogni cosa deve andare dal giudice tutelare. E chi si occupa invece di bambini e di violenze sui bambini, o chi si occupa di minori che hanno deviato sa che ha a che fare col Tribunale per i minorenni. Quindi siamo un punto, come dire, un vertice di una rete dove c'è un prima e dove c'è un dopo. Quindi il Tribunale lavora bene, se la rete prima e la rete dopo lavorano bene, altrimenti noi siamo il punto forte che viene visto come un'autorità un po' senza senso, di questi giorni molto senza senso. Invece non è così, cioè io tutte le mattine che entro devo dirmi che ho un grande senso, e sia istituzionale ma anche per le persone che incontro, perché nel momento in cui c'è un problema, c'è una situazione che le porta davanti al tribunale, davanti a un giudice, la parola di quel giudice è una parola che ha a che fare con la loro vita. Quindi non voglio sprecare la parola cura, però se ci pensiamo anche una sentenza, anche un provvedimento entrano in quel percorso che poi sarà curato da altri. E al Tribunale per i minorenni questo è veramente evidentissimo. Io immagino che voi, se dovessi fare un'intervista, il 90% mi risponderebbe che il Tribunale dei minori è quello che si occupa dei reati commessi dai minori per condannare i minori. Questa è una piccolissima parte dell'attività del Tribunale per i minorenni, non è l'attività prevalente in nessun tribunale d'Italia, neanche in quelli di Palermo, Napoli, dove la criminalità organizzata purtroppo spesso si avvale di minori di età per commettere i suoi reati. Noi ci occupiamo invece di tutta quella grande fase, quando lui mi ha presentato ha detto prevalente settore civile, io mi occupo di tutta quella grande fascia che va sotto il nome di pregiudizio. Cioè, quando i bambini cominciano con delle trascuratezze gravi, fino a quando un bambino viene francamente abbandonato, quindi stiamo parlando dell'adozione, tutta quell'area della trascuratezza, l'area della trascuratezza, del maltrattamento, l'area delle violenze nei confronti dei minori, fino, dicevo, all'abbandono, questi bambini vengono segnalati al Tribunale per i minorenni.
Per quello dico che ci deve essere una rete che funziona bene prima, perché altrimenti noi non li vediamo. Noi li vediamo bene se ci sono dei servizi territoriali che segnalano le situazioni di crisi, se ci sono delle scuole che segnalano le situazioni di abbandono scolastico, di assenze ingiustificate o che vedono sui bambini dei segni di violenza e non si girano dall'altra parte. Se le reti dei medici, dei pediatri, di tutto il sanitario del territorio vede, ripeto, e non dice sì, la mamma l'ha portato, il bambino piangeva, non sì, faccio una diagnosi e lo mando via, ma mi chiedo perché, soprattutto con i bambini molto piccoli, perché quelli non parlano e devono parlare gli adulti intorno a loro, per loro. Quindi in questo la funzione del giudice minorile è una funzione che viene soprattutto attivata nell'urgenza, viene attivata dai servizi che segnalano a un pubblico ministero minorile. In questi giorni ne avrete la testa piena di pubblici ministeri, separazione delle carriere, chi apre un giornale, nessuno vi ha mai parlato, mai, perché sfido chi lo ha capito, che una delle grandi funzioni del pubblico ministero nei tribunali per i minorenni, svolge funzioni civili, è quello di segnalare i minori in difficoltà e le situazioni di abbandono. Vorrei che mi alzaste la mano chi lo sapeva già e che non lavora al tribunale per i minorenni. Nessuno. Perché, ripeto, sono quelle cose di nicchia delle quali socialmente non si occupa nessuno. I pubblici ministeri minorili in Italia sono pochissimi, credo che arrivino in tutto a 100, 120, e si occupano di tutte le fragilità di tutti i minori di tutta Italia, da Bolzano a Ragusa, a Trapani, a Lecce, dappertutto. Questa istituzione del Tribunale dei minorenni è del 1934, quindi in pieno periodo fascista, dove era stata vista per i minori irregolari di condotta. La società si è sviluppata, il senso di appartenenza sociale si è sviluppato, il senso di cura delle persone fragili si è sviluppato e siamo arrivati a maturare attraverso non un cambio legislativo, ma un cambio giurisprudenziale di mentalità, ad abbracciare tutto il pregiudizio, che ripeto va dalla trascuratezza grave all'abbandono di un bambino lasciato fisicamente da solo o moralmente trascurato. Noi vediamo tutto, perché un bambino può essere trascurato colpevolmente, perché un genitore non se ne occupa, ma può essere trascurato incolpevolmente, perché è un genitore malato psichico, perché è un genitore che in quel momento ha un problema di tossicodipendenza, un problema di alcol dipendenza, ha talmente tanti problemi di sopravvivenza economici che non ce la fa, per cui il figlio a cui ha dato un tetto da mangiare a sufficienza, invece le istanze evolutive e i bisogni evolutivi sono ben più profondi e in questa società complessa tirare su figli non basta assicurargli che è già tanto un tetto da mangiare e andare a scuola, nel senso di mandarli a scuola. Esiste ben altro di più. E allora noi come agiamo? Agiamo con degli strumenti molto imperativi, perché possiamo portare via i bambini. La vulgata comune è che i servizi sociali e i giudici minorenni portano via i bambini. Ecco, sappiate che se in qualche caso non portiamo via i bambini muoiono. Non è che se li lasciamo nelle famiglie di origine stanno bene, perché quando interveniamo, nella maggioranza dei casi, siamo davanti a situazioni in cui si va tra la vita e la morte fisica o tra la morte psichica. Ci sono bambini che togliamo a 9-10 mesi che non piangono più. Un bambino che non piange più a 9-10 mesi vuol dire che ha pianto tutte le sue lacrime e nessuno lo ha mai ascoltato. Bambini che non girano la testa, bambini che non muovono le gambe, cioè noi togliamo questi bambini, non togliamo i bambini che stanno bene alle loro famiglie per divergenze educative o per chissà che cosa.
Quindi, ripeto, interveniamo come punto della rete nella somma delle fragilità, per usare tutti i termini che avete usato voi oggi, con dei provvedimenti che vi assicuro fanno venire i brividi anche a chi li firma, perché poi è chiaro, stai nella tua stanza, leggi le carte, hai questo grandissimo vantaggio, per fortuna in quel momento lì, di non vederli in carne ed ossa, perché altrimenti non so se sempre riusciresti a fare quello che devi fare. Però firmiamo dei provvedimenti che hanno a che fare con il destino delle persone in modo molto, molto importante. Non li firmo da sola, li firmo in una condivisione di un collegio. Anche qua, per l'efficienza, sta venendo avanti una riforma in cui anche questi provvedimenti molto incisivi dovrebbero essere fatti dal giudice monocratico. Magari è il giudice di prima nomina. Io ringrazio di svolgere questa funzione, di aver iniziato a svolgerla a 50 rotti anni, non avendo bambini miei piccoli in quel momento lì, perché poi esistono tutta una serie di meccanismi molto umani di proiezione, di identificazione, per cui certe cose non le fai con maggior difficoltà, le vedi di più, le vedi di meno, a seconda della fase della vita dove sei. Un giovane collega di prima nomina mandato in qualunque tribunale d'Italia che si trova il primo giorno a dover allontanare e firmare un provvedimento di allontanamento da solo è tutt'altro peso che firmarlo in 4, in cui 2 siamo giudici togati e 2, sempre per questa legge del 1934, sono un giudice onorario di sesso maschile e uno di sesso femminile che volevano rappresentare, come dire, le 2 sensibilità, e sono 2 specialisti di discipline psicologiche, pedagogiche, a volte mediche, a volte sociali. Quindi è un collegio che insieme condivide le decisioni più importanti e più delicate sulla vita dei figli. Anche nel giudizio penale, quando si giudica un minorenne, sia il GIP-GUP, cioè il giudice per le indagini preliminari che firma gli arresti, sia il GUP che è il giudice per l'udienza preliminare che fa il dibattimento per i riti alternativi, giudicano non da soli, la funzione giudiziaria è monocratica, ma loro giudicano con a fianco 2 giudici onorari che sono un giudice donna, un giudice uomo, sempre esperti. Perché? Perché dobbiamo capire chi è quel ragazzo, quali sono le cause che hanno portato a quel fatto, non a chi è lui in quel momento, ma a quel fatto, se ci sono patologie, dipendenze, qualunque cosa, e quale può essere il miglior progetto per recuperarlo, per farlo uscire il più presto possibile dal circuito penale o dal circuito carcerario. Allora, anche qui, nella rete più alta ci stanno le politiche legislative. Noi abbiamo un processo minorile come modello che tutto il mondo ci invidia e viene a studiare, e noi lo stiamo demolendo a pezzi perché non abbiamo gli educatori, non abbiamo le persone che ci aiutano, ne abbiamo troppo poche. Perdiamo quel passaggio generazionale, mi è piaciuto quel passaggio vostro, no? In cui bisogna passare il testimone. Non basta che uno sia bravo e lo faccia ad esempio e basta, e poi non ci sia una trasmissione, no? Invece quando l'Italia dei bellissimi progetti, si fanno per un po' e poi si perdono. Immagino che anche nei vostri settori sia così. Si prendono i soldi per un po', funziona e poi muore. E quindi chi arriva dopo deve ricominciare da capo a risignificare tutto quello che era già stato fatto. Bene, il processo minorile penale italiano è stato studiato da tutto il mondo perché aveva dentro questo istituto, non so se ne avete mai sentito parlare, che si chiama messa alla prova, e che è questo appunto progetto educativo che viene fatto dentro al processo penale, ma si dà al ragazzo la possibilità di, impegnandosi a frequentare la scuola, frequentare un'attività di volontariato, seguire se è tossico il servizio, insomma tutta una serie di cose non di poco conto, per un tempo sufficientemente lungo, perché stiamo parlando almeno di
9 mesi, un anno, addirittura di più. Quindi voi pensate in un ragazzo di 16 anni, 17 anni, un anno è veramente un impegno grosso che si prende. La società gli riconosce, se questo percorso va bene, seguito e monitorato da un giudice onorario di quelli che facciano parte del collegio, monitorato da loro, se il percorso andrà bene, tu è come se non fossi mai entrato nel circuito penale, la tua fedina penale sarà neanche toccata e tu uscirai, il processo viene sospeso e tu uscirai. Tanto è buono questo modello che è stato importato anche per il penale degli adulti, ma qui in senso più che altro deflattivo. Cioè il pensiero che sta è, siccome abbiamo le carceri piene, cerchiamo qualunque cosa pur di farli uscire prima, invece di pensare ad una scelta più importante, che è: io recupero la persona mettendola alla prova. Un giovane adulto in fondo è lo stesso di un ragazzo, cioè tra 18 e 19 anni, dove sei maggiore di età e rispondi secondo il penale adulti e vai nelle carceri degli adulti. Perché non darti la stessa possibilità che avevi a 18, quando, se il reato l'hai commesso prima dei 18, ma io ti faccio processo fino ai 25, ti do quella stessa possibilità. Avrete sentito parlare di giustizia riparativa. Non è mettiamoli dentro e buttiamo via la chiave, perché anche fossero dentro il famoso ergastolo, escono le persone, ritornano nella società. E allora se quel periodo è stato un periodo sì, di stigmatizzazione della condotta delittuosa, non è che stiamo facendo i monumenti a chi fa certi gesti, ma se è stato un momento di presa di consapevolezza, di comprensione delle cause e di lavoro per la riparazione, facendo questo anche gesto ultimo finale in questo percorso di riparare il torto subito, nel senso non del banalmente perdonare né del banalmente chiedere scusa, che ormai io ho l'allergia quando sento ti perdono, perché detti così non servono a niente. Sono percorsi anche questi tutti accompagnati, i gesuiti lo sanno, no? Tutto il percorso dei terroristi. Lo ha fatto la figlia di Aldo Moro, perché diceva che non riusciva più. Io vi invito a leggere il suo libro, è bellissimo. Alla fine lei sorrideva, lei vecchia, con quello che aveva ucciso suo padre vecchio, si è riconosciuta persona fragile. Sì, perché dice io dovevo continuare a vivere, altrimenti restavo morta in quel giorno in cui è stato ucciso mio padre, perché io sono morta un po' con lui. È tutto il percorso che si tenta di far fare agli uomini maltrattanti e violenti rispetto all'assunzione della condotta nelle violenze domestiche di genere. Io quando ho iniziato nel 97-8 a occuparmi di violenze in famiglia, ero in Procura della Repubblica, si pensava solo alle case rifugio per le donne. La Casa delle Donne Maltrattate di Milano era la prima casa in Italia, perché per accogliere la vittima. Adesso, grazie al cielo, sul territorio questo è tutto un progetto diffuso, ce ne sono tante. Dove manca è il recupero del soggetto maltrattante, che è un recupero molto, ma molto più difficile. I percorsi trattamentali offerti sono ancora pochi. Ecco perché vi ho detto, noi siamo il punto sopra della rete che dà il provvedimento, che dice sì, metti alla prova, valuta i presupposti, dà la condanna, fai fare i lavori socialmente utili, fai questo e fai... Ma se sotto non c'è chi fa, noi non serviamo a niente, perché le mie sentenze restano dei bei quadretti, fatti scritti più o meno bene, vi assicuro sempre peggio, perché nella fretta dei numeri la forma lascia desiderare, ma il progetto che viene portato dentro a quei provvedimenti, ripeto, siano di aiuto nel settore civile di cui mi occupo di più, siano la sentenza di adottabilità che dichiara l'abbandono di un bambino, siano una sentenza penale, se dopo e sotto non c'è chi accoglie queste persone e tiene il punto con loro sul percorso, non lo svilisce,
non so se riesco a spiegarmi, un percorso di messa alla prova, non è pat pat, vieni qui che alla fine, no, è una cosa seria in cui gli adulti che si prendono cura di quei ragazzi devono essere delle persone veramente formate, capaci di comprendere quando la caduta, come dire, è accettabile rispetto a e quando invece, vedo che annuisce, forse lo sa, e quando invece è un venir meno a un patto preso di fronte all'autorità giudiziaria che altrimenti ha il potere di aprirti la porta del carcere e non è che ci sia una grandissima alternativa. Per i miei bambini, se io ripeto, il progetto è un progetto di affido familiare, ma dietro non ci sono le reti di famiglie che accolgono, il bambino resta in comunità e resta in istituto. Se io pronuncio una bellissima sentenza di adozione, ho valutato tutte le incapacità genitoriali del mondo e poi dietro non ci sono famiglie che fanno domande per adottare e non ci sono servizi che valutano adeguatamente queste famiglie, ripeto, il bambino resta lì. Il bambino resta lì o finisce in realtà accoglienti che non sono in grado di accoglierlo per come dovrebbe essere, cioè un bambino che ha già subito dei traumi importantissimi. I tribunali per i minorenni, io non so, ecco, quando è troppo mi dite, i tribunali per i minorenni sono poi il ricettacolo veramente di tutti i fenomeni sociali possibili e immaginabili. Abbiamo avuto la guerra in Ucraina. Vi ricordate i treni dei bambini? Ecco, dove sono andati quei bambini lì? Nelle varie comunità di accoglienza, nelle famiglie delle loro nonne o parenti che facevano le badanti qui. E secondo voi giuridicamente chi si è occupato? I tribunali per i minorenni. In 15 giorni, marzo 2022, a Milano sono arrivate 970 aperture di tutela in 2 settimane. Abbiamo fatto a nastro nomine di tutori provvisori, perché un bambino qui da solo ha bisogno di un rappresentante giuridico che si occupi di lui e che sia responsabile di lui. In 15 giorni il Tribunale, grazie quella volta anche alla generosità degli avvocati che si sono offerti in tutto, almeno per Milano ha funzionato così, in tutto il distretto di diventare tutori volontari, abbiamo fatto 970 udienze da lì poi a giugno per sistemare tutti questi bambini. Ci sono gli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati in misura maggiore, il Tribunale diventa una fisarmonica sui minori stranieri non accompagnati. Io da sola a Milano ho 350 tutele in carico di 350 minori stranieri non accompagnati. Questi sono quelli che arrivano da giù e poi salgono. Milano è una città molto attrattiva per i ragazzi e noi il Comune di Milano non sa più dove metterli nel vero senso della parola. Il Tribunale per i minorenni apre adottabilità infinite. I femminicidi, secondo voi gli orfani di femminicidi a che autorità giudiziaria arrivano? Al Tribunale per i minorenni. Arrivano, si aprono i procedimenti, tutti sotto la forma dell'adottabilità, perché sono procedimenti in cui c'è un abbandono morale, cioè se l'unico genitore superstite non solo è in carcere, ma è talmente inidoneo che ha ucciso l'altro genitore, quello è principalmente un abbandono morale e poi un abbandono materiale, perché quel genitore non lo vedremo per tanti anni ancora. Sono bambini pluritraumatizzati, sono bambini, li chiamano orfani speciali, sono bambini che hanno dei bisogni speciali e devono avere dei giudici che cercano di capire che cosa sta succedendo nella loro testa, perché non possono venire adottati dalle stesse famiglie o messi nelle stesse famiglie che accolgono bambini sempre abbandonati, ma provenienti da situazioni diverse. Come viene trattata questa giustizia che si occupa di tutto questo? È una giustizia di serie B. Quando io sono passata dal Tribunale della Famiglia ordinario al Tribunale per i minorenni,
qualche collega mi ha detto ma come? Dice, ma la tua carriera, cioè della serie, sei andata un passo indietro, hai fatto un passo indietro. Io che avevo sempre fatto soggetti deboli, perché avevo fatto maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali e così, poi avevo fatto il tribunale della famiglia, avevo detto ma io i bambini li voglio andare a incontrare diventando il loro giudice, non più il giudice che li vede per sbaglio perché i loro genitori litigano. Però gli organici sono tutti sottodimensionati e nel New Generation U, visto che stiamo in pieno PNRR, i tribunali per i minorenni hanno avuto euro zero. Zero vuol dire zero. Non sono stati considerati nel panorama perché noi non entriamo come giustizia, come provvedimenti, non rientriamo nelle medie per vedere quanto dura un processo. Siccome i nostri processi dovrebbero durare quanto serve alle persone, non quanto è funzionale alla, come si dice, se siamo più o meno efficienti per far finire il processo nei tempi stabiliti, a quel punto non ci hanno nemmeno considerato. Allora, non dovendo noi intervenire ad abbassare le medie nazionali di durata dei processi, hanno detto fateveli pure durare quanto volete, non è stato dato un soldo, cioè zero. Sapete cosa vuol dire zero? Zero vuol dire zero risorse, vuol dire zero persone, zero personale dell'ufficio per il processo. Chi lavora sa che i tribunali sono stati rinforzati da queste figure discutibili o non discutibili, ma che hanno contribuito a rendere un po' più efficiente il lavoro dei giudici. A noi non è stato dato niente. Abbiamo avuto il paradosso dei paradossi, me lo concedete, sono nella mia terra, mi sento in confidenza. Il paradosso dei paradossi è che abbiamo avuto le università che sono venute con i soldi del PNRR a studiare come noi lavoravamo per vedere se potevamo diventare un po' più efficienti. Allora, dopo 2 giorni che l'ingegnere gestionale del Politecnico è stata di fianco a me, mi ha detto ma qui dottoressa non si può organizzare niente. Ecco, dico bene, io 365 giorni lavoro così perché ho delle urgenze e poi, come nel pronto soccorso, arriva l'urgenza più urgente, quindi mollo lì quella che stavo facendo e ne faccio un'altra, ma la giornata quella è. Aiuti non ne abbiamo, hanno fatto una serie di modifiche per cui non abbiamo più neanche i tirocinanti, i giovani tirocinanti, e ci gestiamo questa rete che quindi è una rete di vertice molto forte nei provvedimenti, molto debole nelle risorse, molto debole nelle capacità di far fronte ai bisogni delle persone in modo tempestivo. Il fattore tempo per noi è fondamentale. Cioè un bambino piccolo non è che può aspettare un anno che il giudice nelle famose priorità finalmente si occupi di lui, e vi assicuro che purtroppo è così. E allora il fattore tempo diventa poi un elemento di pregiudizio del sistema. Cioè se io ritardo la decisione contribuisco a creare quel danno che volevo evitare. Cioè se la scuola, mi sono portata un po' di esempi che spesso faccio, la scuola, primo anno, il Covid qui sono esempi del periodo post-Covid, no? Primo anno non si accorgono, bambino età dell'obbligo, fa un po' di più assenze, ma sono un po' mascherate no? Non si collega, non c'è il computer, quindi non segnalano. Secondo anno la scuola in presenza diventa quasi tutto l'anno e il bambino comincia a fare delle assenze perché ha già delle lacune scolastiche di prima, somma quelle dell'anno dopo, le assenze diventano talmente tante, abbandono scolastico. Stiamo parlando del quinto anno della primaria, primo anno della secondaria di primo grado, non stiamo parlando di quelli grandi, quelli piccoli.
Arriva Procura della Repubblica, pochi magistrati intasati. In tutto questo vi risparmio che è arrivato processo civile telematico senza formazione degli operatori. Quell'anno lì sono arrivati 6 mesi di ritardo per vedere questa carta qui, che nella famosa codice giallo-rosso del pronto soccorso non era un rosso, è un codice verde nelle priorità delle procure della Repubblica. Ha perso 2 anni di scuola prima che qualcuno al vertice di questa rete potesse dire al genitore: adesso tu vieni qua, e che tu voglia o che tu non voglia ci sarà qualcuno che farà andare a scuola tuo figlio per te, ti metto io l'educatore che te lo accompagna. Non c'è l'educatore perché poi i comuni non hanno i soldi e non hanno i soldi degli educatori, e quindi terzo anno perso, perché ora che la rete si mette a posto e che trovano le famose risorse per il famoso utente, noi abbiamo un anno in più perso. Allora, vi sto raccontando cose vere. Voi capite che c'è la scelta sopra, che è: ma che società voglio avere io? Che fragilità voglio andare a colmare? Questi sono tutti bambini che saranno adulti, che se non hanno un'istruzione non sanno difendersi in questa società. Ormai neanche l'operatore ecologico, cioè il famoso non studi vai a fare lo spazzino che dicevano ai miei anni, non vale più, devono avere il diploma di scuola superiore. Quindi che cosa vai a fare senza un titolo di istruzione? Come ti difendi in questo mondo che ti bombarda di notizie vere e false? Il tuo senso critico come cresce senza istruzione? Parliamo della sanità, io spero che in Veneto vada un po' meglio. A Milano litighiamo regolarmente con le neuropsichiatrie infantili perché sono sotto organico. Siamo con questi aumenti di disagio psichico a tutti i livelli, ragazzini che si tagliano, ragazzini depressi, ragazzini che non escono, ragazzini che non vanno a scuola. E chi di voi me ne può raccontare più di quelle che so io. I genitori a quel punto comincia, i servizi vanno dai genitori, vero che lo porti, la mamma dice sì, il papà dice no, non mettono la firma e passano altri 6 mesi e l'invio volontario non c'è. Finalmente arriva la segnalazione dal giudice che, siccome è onnipotente, impone ai genitori la valutazione neuropsichiatrica. Lista di attesa anni 2. Allora, ripeto, queste sarebbero le vere battaglie da combattere. Queste sono tutte fragilità che la società si trova dopo, perché questi non curati non è che per Mary Poppins che arriva stanno improvvisamente bene, no, staranno sempre peggio, perché poi quello non curato si cura da solo. Si cura con gli stupefacenti. La cannabis, te lo dicono i ragazzi, viene fumata per tranquillizzarsi. Poi, siccome la cannabis mi tranquillizza troppo, devo prendere la cocaina per tirarmi su, che poi sedo con l'alcol e con le pastiglie che trovo sui social. Dopodiché uso i coltelli e avanti. Allora, le domande. Che società vogliamo? Quindi anche nelle reti istituzionali alte, se non vengono messe in condizioni di funzionare adeguatamente, sì, il potere ce l'hanno, ma è un potere che non costruisce progetti, è un potere che stigmatizza, che arriva in ritardo, che diventa incomprensibile anche agli stessi utenti, agli stessi genitori nel mio caso, no? Tu arrivi a dire una cosa, quando arrivi magari a ottenere un consenso, poi insomma una consapevolezza che è necessario un intervento, se poi a monte non c'è l'intervento perché non ci sono i servizi operativi sul territorio, allora non sei più credibile e quindi il cerchio ritorna ancora lì. Cioè abbiamo veramente bisogno di ripensare anche a questa parte degli interventi in cui, ripeto, chi si occupa di sociale fa un lavoro enorme, perché il mio lavoro non avrebbe nessun senso senza il vostro. Grazie. Grazie davvero, dottoressa Paola Ortolan. Conoscenza di una serie di dati, credo,
assolutamente importanti, consapevolezza nuova rispetto alle sfide che si pongono, modello di società, la cura e non cura, le conseguenze che questo comporta dentro il tessuto sociale, le dimensioni istituzionali, le priorità delle risorse. Credo che il quadro sia, ma anche questo richiamo alle reti, no? Che ci devono preesistere, no? Per garantire poi dei percorsi riabilitativi di un certo profilo. Credo che sarete d'accordo con me che questa sera le due relazioni si siano perfettamente integrate nello sguardo valoriale e nella dimensione poi di concretezza rispetto a quello che oggi accade nella nostra società e le sfide che si colgono. Credo sia un momento anche, assolutamente fecondo per poter chiedere, insomma, fare qualche domanda, fare delle osservazioni. Io saluto Arianna, la ringrazio molto, Arianna Tomasi, che si prende il compito di avere il microfono, che noi le diamo, e lei, se gentilmente qualcuno vuole intervenire, insomma, alza la mano e Arianna arriva direttamente a domicilio. Grazie, a disposizione. Abbiamo un po' di minuti, poi ci saranno le conclusioni che Don Andrea Forest terrà rispetto agli esiti di queste 3 serate di questa 22esima settimana sociale. Grazie. Qualcuno aveva... Sì, se vi potete presentare, grazie. Io ho sentito di bei discorsi e ho un grosso problema di psichiatria dove chi le capita questa disgrazia si trova abbandonato da tutti, dal pronto soccorso, dall'ospedale psichiatrico, con il dire è maggiorenne, deve decidere lui. Come fa a decidere se non ragiona? Ma sto Basaglia avrà fatto una cosa eccezionale? Io non lo so, viene esaltato per radio quando ci sono gli anniversari e tutte belle cose. Poi le famiglie si trovano con l'acqua alla gola, che non sanno che pesci pigliare, viene scaricato nelle famiglie e basta, nessuno si interessa. Questa è la situazione. E allora a questo cosa rispondiamo? Perché è impossibile continuare così. Aspettiamo che ci combini qualcosa di gravissimo, che ammazzi qualcuno, non lo so io non so chi abbiamo che decide queste cose. Okay. Perché è una cosa che fa soffrire le famiglie, ma è una cosa non si può. Grazie Antonio, chiarissima la sua denuncia, che poi alla fine si riconnette anche al tema, no, delle relazioni con la sanità e dell'efficienza della sanità. Raccogliamo qualche altro intervento, raccomanderei siano interventi molto puntuali, brevi, per dare la possibilità a tutti di poter intervenire. Grazie. Danilo Valentini, prego. Veloce Danilo. Esco da questa serata con molte preoccupazioni sull'anima, perché sentendo Padre Ligio e la dottoressa Ortolan veramente viviamo su una società malata. Qui in questo mondo ormai la carità si va scomparendo. Si vede soltanto il giorno di Natale che offrono il pranzo agli anziani, ai poveri, eppure, come ha detto padre Rigio all'inizio a Parigi, quando stavano facendo queste benedette Olimpiadi, ne hanno parlato poco i telegiornali, sì, ma i poveri li hanno proprio per il decoro di queste Olimpiadi allontanati, c'erano i miliardi da spartire. E io sono preoccupato anche molto che ha detto la dottoressa Ortolan. Cioè succedono questi casi di questi bambini, viviamo una società malata, non so come che si rischia in questo 2025 a avere sempre casi così pietosi. Si legge sempre, si guarda la TV, si legge i giornali, c'era una mancanza proprio di cura di vivere
di stare insieme. E adesso si deve trovare qualche filo logico per stare insieme di più con amore in questa società. La società è terribile e stiamo avanti a una politica senza senso e senza carità, insomma. Ecco. Grazie Danilo, chiarissimo. Il modello di società, il tema della cura, il tema della disponibilità reciproca, no? A creare bene comune. Qualcun altro? Mettiamo insieme almeno le prime 3 domande, no? Prepariamo poi i nostri relatori, grazie. Andrea Conficoni, prego. Volevo ringraziare assolutamente i 2 ospiti e hanno, secondo me, toccato due punti fondamentali, no? La questione della una comunità che si prende cura significa che deve andare oltre la logica della gestione, del gesto, no? Perché rispetto a chi lavora come me, ma anche tanti altri nel lavoro sociale, si scontra nelle dinamiche della vulnerabilità con le logiche di funzionamento del welfare, che sono logiche sempre più di servizio e non di cambiamento. E in questo senso il gioco di parole, recuperare il senso del lavoro sociale, è forse il più grande ostacolo che come operatori ed educatori abbiamo. Quindi recuperare, come avete fatto questa sera, la vulnerabilità come un percorso che va letto nel prima e nel dopo ci permette di cambiare un paradigma. Frase che continuiamo a dirci senza capire che il cambiamento di paradigma non possiamo farlo da soli, perché abbiamo fondato queste logiche di funzionamento del welfare, anche perché avete descritto dal basso e dall'alto il funzionamento del welfare. E quindi ho una domanda: su quali aspetti possiamo, come dire, agganciarci per un cambio di paradigma che non è nostro? Non possiamo costruircelo noi, e il cambio di paradigma concreto della formazione là a Trento può essere l'esempio, no? Quello è un cambio di paradigma. Grazie. Grazie Andrea. Se c'è una domanda brevissima al volo, se no io inviterei subito i nostri relatori, Padre Riggio e poi... Ecco qua. Don Prisivaldo, prego. Eccoci. Bene, mi è piaciuta la tua relazione e questo mi fa pensare che stiamo vivendo proprio una mancanza di empatia. Come vivere l'empatia dentro di questa società che è sempre più individualista? Paola, conosco Paola già da alcuni anni in Brasile, è stata anche a casa mia. E ho sentito nelle tue parole la sensazione di impotenza. Una società, cioè i problemi si raddoppiano e noi come società siamo sempre più impotenti. E ho imparato qui nel Veneto la parola, l'espressione mettersi nei panni degli altri. Mettersi nei panni degli altri. Cioè, sembra che anche una società anestetizzata. E come organizzare questa società perché diventiamo meno impotenti? Forse non risolviamo l'impotenza, ma meno impotenti, Paolo. Chiarissimo, grazie. Padre Riggio, mi pare che le domande siano molto chiare. Considerazioni sue. Le domande sono chiarissime e sono domande che rispondere così a bruciapelo è molto molto complicato, anche perché alcune di queste domande nascono da un vissuto personale molto forte e già il fatto di poter esprimerlo e poterlo esprimere
e riconoscere che quello che viene detto da parte di noi che abbiamo ascoltato è importante, è giusto, non risolve il problema. Però nell'essere stati, sentirsi scaricati come famiglia e non avere una rete necessaria di supporto istituzionale, e però poi probabilmente anche c'è una rete forse più vicina, più prossima, che alle volte funziona, alle volte non funziona, il poter comunque poterlo dire, mi viene da dire forse stasera, quantomeno ha condiviso quello che sta vivendo, che non risolve il problema, però noi tutti lo abbiamo sentito, sappiamo che c'è questa situazione, sappiamo che c'è una situazione che preoccupa e che sono in gioco tante vite umane, perché è nella quotidianità che si gioca tutto questo. Allora, in qualche modo stasera lei ci ha offerto qualcosa della sua vita, di quello che sta vivendo, che è un po' come l'esperienza di vedere la persona mezza morta per strada. E lei ci ha costretto ad aprire gli occhi. E poi sta a noi decidere che cosa possiamo e che cosa non possiamo fare, come singoli che siamo in questa sala. C'è l'altro aspetto molto più forte, che è quello istituzionale. E nel discorso che ha fatto Paola è venuto fuori chiarissimo come le istituzioni le istituzioni sono al plurale, nello stesso tempo ci può essere un'istituzione che può dare qualcosa e un'altra che ne fa da ostacolo nel poter portare un risultato, un esito. Le istituzioni potrebbero essere molto più efficaci nella loro azione se ci fosse davvero una capacità di coordinamento delle azioni, se ci fosse la capacità di tenere conto dei tempi in termini diversi, non soltanto di numeri che vengono realizzati. Le istituzioni però, se continuiamo a ragionare nelle istituzioni e a pensare alle istituzioni come qualcosa che sono lontane, al di sopra, e in fondo intoccabili, incambiabili, immutabili, abbiamo dato già la vittoria a coloro che pensano che non ci siano alternative. E quindi anche in questo senso quello su quali elementi agganciarci per un cambio. Il cambio inizia perché io ci credo, perché io vedo che c'è una possibilità di fare qualcosa diversamente e perché la condivido con altri. È giusto, il cambio non è soltanto di un singolo, non può essere soltanto un cambio di un singolo, ma lì si può realizzare questo cambio, e qui riprendo una frase di Papa Francesco che ha scritto nella Laudato Si, che a me aiuta tantissimo, tanto che ricordo, io pur avendo fatto giurisprudenza con i numeri imparati a memoria faccio sempre fatica, però questo numero della Laudato Si me lo ricordo, il 112, in cui Papa Francesco parla della resistenza di ciò che è autenticamente umano. Su che cosa ci possiamo agganciare per cambiare la nostra esperienza, la nostra quotidianità, per poter cambiare il nostro modo di fare, che sia come singoli, come enti del terzo settore, come istituzioni, su questa dimensione di ciò che è autenticamente umano, perché quando lo incontriamo, lo vediamo, lo capiamo, lo comprendiamo e vediamo che rompe ciò che è autenticamente umano, ciò che resta umano in mezzo alle preoccupazioni di questo mondo, rompe quelle logiche del potere, dell'abuso, della violenza, rompe le logiche del disfattismo per cui non si può cambiare nulla. E l'autenticamente umano non dobbiamo andarla a cercare molto lontano. Io sono sicuro che Paola nel suo tribunale l'autenticamente umano lo trova nel mezzo di queste priorità che poi vengono sorpassate da altre priorità e così via, tutto quello che ci ha ben descritto.
Cos'è che forse ci manca oggi? Uno è raccontarlo quando l'abbiamo incontrato. E la seconda è mettere insieme queste esperienze, farle dialogare tra loro. Perché se non le raccontiamo, non sono conosciute. Se non sono conosciute, non si possono mettere insieme. E se non si mettono insieme, non si crea l'effetto cambiamento. Io ho vissuto alcuni anni con padre Bartolomeo Sorge, forse qualcuno di voi lo ha conosciuto. Raccontava, era in Sicilia negli anni in cui stava a Palermo, aveva fatto un incontro, a un certo punto si alza un ragazzo giovane, ventenne, gli dice: ma noi che possiamo fare contro la mafia? Che cosa vuoi fare contro la mafia? Non possiamo fare nulla contro la mafia. E lui non sapeva bene come rispondere, poi ha detto: guarda, a un certo punto Giuseppe mi è venuto in mente questa cosa e l'ho pescata dalla memoria. Dice: ma sai, il primo che fa un gesto, il primo che fa un atto di disobbedienza alla mafia, il primo che dice un no, cerca di seguire la legge, è come il primo fiocco di neve di una valanga. Il primo fiocco non è valanga, ma il primo fiocco che lo dice a un altro e che contagia un altro e poi così via, quello può diventare valanga. Può diventare, non è detto che accada. Ma c'è un primo passo e un condividerlo con altri. Allora, non è una risposta alle domande che avete dato, però questo è quello che sento molto forte. 70 umanità, non sappiamo conoscerla perché non ci viene detto e non sappiamo unire questi punti per poter sentire che è più forte di quello che immaginiamo e che può veramente essere un fattore di cambiamento. E poi, è vero che questo mondo è così complicato, ma vedete che proprio perché è complicato, dentro ci sono gli elementi per risolvere i problemi. Perché se fosse soltanto bianco, soltanto nero, non avremmo alternative, non avremmo possibilità. E perché è complesso che dentro troviamo i modi per risolvere le questioni difficili. Nella complessità troviamo le risposte, non nell'apparente uniformità, in ciò che è tutto identico e chiaro. Grazie. Dottoressa Ortolà. Le mie repliche sono veramente due battute. Una in tema di malattia psichiatrica che le riforme da noi le fanno sempre a metà, cioè dopo la chiusura dei manicomi c'era la creazione delle zone, delle comunità residenziali, c'era la psichiatria del territorio e vediamo com'è ridotta, eccetera. Quindi manca sempre un pezzo. L'altra cosa invece, una battuta: i miracoli d'amore li vediamo tutti i giorni. Io sono piena di filmatini di questi bimbi poi messi nelle famiglie dove risorgono. Ho ricevuto anche tanti grazie personali, ma anche grazie del tribunale, che perché in un certo momento sei intervenuta in un certo modo hai risollevato. E allora, come mi hanno insegnato gli psicologi, quello è una visione del piccolo pezzo che dà senso al tutto. Va bene, dopo tanti anni mi manca un po' che la visione non sia un po' più allargata a livello sociale, perché questo è quello che ti fa andare avanti giorno per giorno, ma forse non basta. Quindi non è l'eroismo di uno, no? Siamo sempre lì, è una condivisione di un progetto che in questo momento manca moltissimo. Grazie. Il tema della narrazione, del mettere insieme le esperienze, la complessità che diventa opportunità, scelte però, le riforme che devono essere complete, vorrei dire nel segno della socialità, dell'umanità e dell'attenzione alle fragilità. È una nuova visione di società. In questo senso credo che la nostra settimana sociale, Don Andrea, ma lascio la parola a Paola. Io a quest'ora non posso che passare il microfono a Don Andrea perché ci dica qualcosa in merito, non conclusivo, ma tirando un po' le fila di questa settimana che si è conclusa e soprattutto guardare in avanti.
Quanti di voi hanno partecipato a tutte e 3 le serate, si sono fatti un po' un'idea dei temi? Bene, vedo tante mani alzate. No, mezza, sì, dai, 2. Bene, no, è chiaro che 3 serate vogliono dire anche la complessità di un tema che certamente non può essere riassunto in poche battute finali, anzi stasera abbiamo rilanciato ancora la dialettica fra i termini in gioco e quindi la complessità di una situazione che ha bisogno anche di una comprensione che dura nel tempo. Questa sera abbiamo visto, tra la prima parte di introduzione del terzo settore, diciamo così, e la parte istituzionale collegata dalla parte di orizzonte che Padre Giuseppe ci ha dato, abbiamo colto che la società nella sua complessità è chiamata a prendersi cura delle fragilità, tanto per dire uno dei temi che sono ricorsi questa sera. A me pare che queste 3 serate della settimana sociale quest'anno, questa sfida ad essere insieme una comunità che educa e si prende cura, stia in piedi attorno a un perno, e questo perno è recuperare il volto umano della nostra società. Siamo dentro una realtà che è fatta oggi più di procedure che di relazioni, anche dal punto di vista sanitario, per esempio la medicalizzazione di tutto. In Regione Veneto c'è il dibattito sul fine vita, anche questo è ridotto a procedura, perdendo di vista il mistero della persona, il volto umano della persona, il volto umano delle relazioni. Allora, se non recuperiamo questo volto umano, e quindi ciò che è tipicamente umano, Don Maurizio Girolami ci parlava di creatività l'altra sera, che usando ChatGPT e chiedendo a ChatGPT di scrivere un capolavoro, l'intelligenza artificiale è andata in crisi. E allora il volto umano è recuperare ciò che tipicamente ci appartiene, quella creatività che nasce e si sviluppa all'interno delle relazioni e non delle procedure, perché anche l'intelligenza artificiale sa andare avanti per procedure. Allora, per recuperare questo volto umano, alcune suggestioni, che sono quelle che io sintetizzo, io metto in tasca, che possono essere utili per me, ma ciò non toglie che ciascuno di voi possa fare anche una sua sintesi personale. Il primo suggerimento, il primo tema potrebbe essere il recupero di un'etica della responsabilità. Abbiamo parlato di doveri e non solo diritti, ma responsabilità che va anche al di là, per esempio, di una seduzione. Il terzo settore stasera ci ha parlato di evitare una logica della seduzione, cioè condurre gli altri verso di sé, una logica della cultura dello scarto, una logica di passività, diceva stasera Padre Giuseppe, riconoscere la dignità che c'è dietro ogni persona, e per far questo occorre ripristinare almeno, se non la carità, la giustizia, la reciprocità, riconoscere a ciascuno il suo, riconoscere a ciascuno il proprio valore, la propria dignità. E quando l'altro l'ha persa, per situazioni colpevoli o non colpevoli, ci ha ricordato Paola stasera, occorre anche aiutare l'altro a ritrovare questa dignità, a far risorgere, adesso diceva alla fine, quei bambini che vengono posti in un altro contesto perché possano ritrovare la dignità che la famiglia di origine non avevano. Ed è questo restituire dignità all'altro che ci fa essere umani, ci fa recuperare il volto umano e ci fa anche risorgere. Non solo chi è destinatario del provvedimento, ma anche tutta la società che riesce ad accompagnare in quel procedimento. Non si tratta quindi di sedurre, ma di condurre insieme in un'azione comunitaria. Un secondo aspetto da mettere in evidenza non è mai emerso proprio in questi termini, ma mi pare di sintetizzarlo così: un'etica del desiderio, o per dirla con le parole di Padre Giuseppe stasera, un'etica della volontà, una volontà etica. Cioè non soltanto fermarci, come oggi tipicamente si fa, al mondo degli impulsi, delle pulsioni o tutt'al più dei bisogni, ma trasformare il mondo interiore da bisogno in desiderio, da realizzazione immediata a tensione verso un obiettivo. Oggi, se ci pensiamo, questa è una dimensione molto poco presente, tendiamo a una soddisfazione immediata a cui ci ha abituato anche il mondo dei social e il mondo dell'intelligenza artificiale e dei media.
recuperare la dimensione del desiderio, perché per dirla con le parole di Lucia Crepaz della prima serata, si tratta di passare per esempio dalla rabbia all'indignazione, da un sentimento distruttivo al desiderio di un riscatto, da semplicemente lamentarsi che qualcosa non va all'impegno concreto, il desiderio verso un obiettivo, perché almeno un po' qualcosa funzioni. Si tratta quindi, per dirla con le parole di Maurizio Girolami della seconda serata, di fare un esercizio di conoscenza e di coscienza, cioè guardare dentro se stessi e riscoprire nella profondità della propria coscienza, del proprio umano, nel mistero della propria libertà, il senso di quel volto umano da recuperare a livello comunitario. Un terzo passaggio, mi pare che sia il terzo ingrediente, l'etica della responsabilità, del desiderio, l'etica del dono. L'abbiamo detto più volte questa sera, prendersi cura è dono, far dono. Ci diceva Monsignor Trevisi nella prima serata che la cosa più importante e irreversibile di cui poter far dono è il nostro tempo, è mettere a disposizione ciò che siamo, ciò che è il fluire e il segreto e il senso della nostra vita a disposizione degli altri. Non si tratta di fare dei doni, ma il dono di sé, come anche per noi cristiani risulta essere l'esempio di Gesù sulla croce. Anche qui non si tratta soltanto di accampare diritti, ma riconoscere che un dono ci precede, quello dell'amore, quello della vita, quello di Dio. E questo dono che ci precede suscita in noi un debito e quindi una gratitudine e quindi un impegno. Si tratta quindi di recuperare la forza, ci diceva questa sera Padre Giuseppe, dei gesti che compiamo. Perché attraverso la concretezza del dono, anche qualche intervento prima lo diceva, non è dei bei discorsi che cambia la realtà, ma nella concretezza del dono di sé, del proprio tempo, che qualche cosa può cambiare. Nella prima serata si parlava ad esempio di micropartecipazione, quei piccoli gesti che aiutano a costruire il bene comune. Si parlava ancora del desiderio di scomodarci dalle nostre comunità. Stasera in più modi abbiamo parlato di prenderci cura. C'è ancora un ultimo aspetto che vorrei evidenziare e riguarda questo, un compito che da questa settimana sociale, da queste 3 serate possiamo portare a casa, quello di passare dalla cura alla cultura della comunione. Sono parole che ci ha detto Lucia Fronza Crepaz alla fine della prima serata, del primo incontro di questa settimana sociale. Sì, abbiamo parlato di cura, è importante la dimensione della cura anche per noi, ma oltre la cura occorre che nasca non soltanto la virtù personale, ma la forma comunitaria del prendersi cura, una cultura di comunione, che nasce, ci è stato detto anche stasera, attraverso luoghi di incontro, di racconto, di scambio. Oppure, per dirla ancora con altre parole emerse questa sera, è la capacità di riconoscerci uniti dalla fragilità. È proprio la fragilità, una cultura della comunione che nasce dalla consapevolezza delle fragilità che ci aiuta a riscoprire che siamo tutti sulla stessa barca. Sono le parole di Papa Francesco il 27 marzo del 2020, in pieno Covid. Si esce dalla crisi, stasera si parlava di permacrisi, crisi permanente, riconoscendo di essere tutti sulla stessa barca, sulla barca delle fragilità. Del resto, Gesù risorto, apparendo alla comunità dei suoi discepoli, la prima cosa che fa è mostrare le sue ferite, perché da quelle ferite, da quelle fragilità, da quel tradimento, da quell'abbandono, possa ricostruirsi la comunità dei discepoli. Impariamo quindi a non essere estranei gli uni agli altri, ma consentitemi di usare un termine giuridico che nella giurisprudenza si usa con altro senso, ma di diventare intranei gli uni agli altri, non estranei, capaci cioè di riconoscerci affini, se non altro perché
tutti segnati da una fragilità di cui prenderci cura reciprocamente. Concludo con 2 immagini ricorse in queste 3 serate della settimana sociale. L'immagine della rete, che è formata fondamentalmente da nodi, occasioni di relazione, di incontro, e dall'immagine sempre emersa nella prima serata, che è quella dell'alba. Siamo portatori di una speranza, ci diceva Lucia nella prima serata, quella di essere capaci di annunciare un'alba nuova, una luce nuova che può illuminare il nostro essere Chiesa e il nostro essere comunità. In effetti, in Giovanni 21, alla fine del Vangelo, è proprio così che appare Gesù il risorto, all'alba di un nuovo giorno, mentre ancora la notte confonde le idee e non permette di vedere bene. Ma c'è un dono che precede, una brace accesa del fuoco preparato, un pesce pronto che Gesù offre ai discepoli. È questo dono, all'inizio dell'alba, che rende possibile l'avventura del ricominciare di un nuovo giorno, di una nuova comunità, di una nuova speranza, di un nuovo futuro. È quello che siamo chiamati anche noi, discepoli del risorto, a costruire oggi. Grazie a Don Andrea Forest, l'immagine della rete, l'immagine dell'alba, l'immagine della speranza, e in questo senso noi possiamo solo adesso dire grazie innanzitutto ai nostri relatori, perché credo siano stati dei compagni di viaggio che si sono uniti al percorso di questa settimana sociale. Li abbiamo trovati attenti, lucidi, vicini, vorrei dire lungimiranti, ma sapienziali, una lettura sapienziale della loro vita che loro hanno condiviso con noi. Quindi davvero un grande grazie, perché rispetto al tema di questa sera sono riusciti a darci elementi profondi di conoscenza, di consapevolezza e di prospettiva. Un grazie a tutti coloro che in questa settimana, ma soprattutto in questi mesi, hanno lavorato per la 22esima settimana sociale. Per questa sera consentitemi il grazie speciale a Gino Sutto, a Raffaele Marcon, a Michele, a Maria Teresa Tolotto, ad Arianna Tomasi e a tutti coloro che, ripeto, grazie anche alla comunicazione dell'Azione, della Tenda TV, oggi sono con noi, insomma, collegati con noi, ricordando anche che ci sono i volumi di Padre Riggio, no? A disposizione per tutti. In più, il grazie, consentitemi, è a tutti e a ciascuno. Io dicevo all'inizio, avete scelto di essere qui stasera e credo, a proposito di frasi, che usciamo tutti arricchiti e credo cambiati, inevitabilmente, perché questa sera è stato un momento, io credo, alto, profondo, di condivisione, di lettura della realtà, ma anche di esperienza di comunione. E allora, se qualcuno diceva Tolstoi, tutti pensano a cambiare il mondo, nessuno pensa a cambiare se stesso. Credo che oggi abbiamo detto stasera che il mondo nuovo comincia se anche dopo stasera ciascuno di noi tornerà nella propria realtà con un senso nuovo di via di umanità. Ultimissimo messaggio: la vita in pienezza sull'esempio del Beato Toniolo per essere dono al prossimo e pellegrini di speranza nella società del nostro tempo. Si parlava di un bene che fatica ad essere narrato, si fatica a narrare, e il premio Giuseppe Toniolo invece 2025, 10ª edizione, con questo tema vorrà ancora una volta mettere in evidenza, su una prospettiva nazionale pensiero, su una prospettiva veneta, regionale, azione testimoni e per la sezione giovani, proprio il bene narrato attorno alla dimensione di quello che è stato un grande, straordinario maestro della dottrina sociale di questo territorio, Giuseppe Toniolo. Davvero, grazie a tutti, buona serata.